Sempre molto attento all'attualità, il patriarca di Venezia Francesco Moragli, in occasione del Redentore, ritorna sulle questioni banche venete ed immigrati. Si tratta indubbiamente di far fare a tutti un esame di coscienza. Aiutarli là non vuol dire bloccare, chiudere un flusso, vuol dire però venire incontro anche a un'esigenza di queste persone che molto probabilmente nella stragrande maggioranza migrano perché non hanno condizioni di vita sufficientemente umane. Quindi quando io ero viceparroco col mio gruppo giovanile facevo la raccolta, allora costava 120.000 lire, un pozzo che aveva questo costo e quindi era alla portata anche di un gruppo giovanile che si tassava durante l'anno, permetteva di vivere a un intero villaggio. Ora, se un gruppo parrocchiale ragiona così, uno Stato o l'Europa o l'ONU non potrebbero ragionare per creare delle condizioni serie di vivibilità. Oltretutto, vede, questo è brutto dirlo, ma sarebbe anche un calcolo, direi, economico, perché se li aiutiamo bene là, evitiamo di trovare una situazione che qui diventerà ingestibile. Quindi non si tratta anche qui di avere una visione ideologica pro o contro, si è razzisti oppure si è apolidi cittadini del mondo. Si tratta di affrontare una questione con un realismo politico che io credo nasca anche dalla formazione, dalla pedagogia, ecco, dalla informazione. E quindi se questo può essere un piccolo contributo, ecco, penso che rifletterci insieme sarebbe importante. Cosa pensare mentre si attraversa il ponte di barche per raggiungere il Tempio? Che siamo veneziani, che amano l'incontro, che amano le loro tradizioni, che vogliono bene al Redentore e proprio per questo sono contenti di vivere un momento non facile della storia, un momento impegnativo, un momento importante e soprattutto direi anche pensare che il ponte è sempre molto eloquente, non divide ma collega.